prima segnatura di Danzi per Mastini del Grandi Verona. Vicentini, c'è il time out chiesto da Nicola Giuliolo, capitano della squadra di Vicenza. Di mettere pallina Vicentini, oltrepassa la metà campo e va a segnare il pareggio Giuliolo per Vicenza. Maccacaro, il palleggio, oltrepassa la linea e segna. Secondo punto per Mastini Grandi Verona. Giuliolo, Danzi intercetta. Rimessa Vicenza, ancora rimessa per la squadra biancorossa. Vicentini, il muro di Mac, che segna Paolo Maccacaro. Tre a 1 Verona su Vicenza. Va a Giuliolo. Passaggio per Vicentini che non aggancia. E segna Giuliolo, capitano Giuliolo, meta numero 2. Passa la metà campo il Mac, va a segnare Vicenza e c'è time out. Time out ha chiesto il numero 13 Paolo Vicenza.
richiesti dai tecnici da 1 minuto ciascuno. Si riprende. Parolin per Giuriolo, va a segnare. Un punto divide le due squadre. Danzi per Cristian Briaberter. Beppe Testa. Il Mac campinato da Renzo, bloccato, messo in difficoltà, cade la palla, recupera, Beppe Testa. Non è detta, infrazione di 40 secondi. Buono così, Cristiano. Intercetta la palla, doveva segnare il Mac. Vicentini, ed è proprio Lucio che va a segnare la meta numero 4 per Vicenza. Danzi sorpassa la linea di metà campo per Beppe Testa e segna. Giulio perde palla Renzo. Rimessa Verona. Danzi. Passaggio per Beppe Testa, segna 7. Assistenza tecnica. Raccoglie il Parolin, recupera Beppe Testa, il Mac a segnare. Si riparte con la rimessa Mastini Campiano di Verona con Danzi. Mac.
Beppe. Il palleggio di Beppe. A segnare Giulio. Non aggancia Vicentini. Danzi alla rimessa per Mastini Camperani Verona. (10-4) Verona su Vicenza. Giuriolo per Parolin, tenta Beppe Testa di fermarlo, nulla da fare, segna la quinta meta per i rossi vicentini. Il Mac è lungo il passaggio, non ci arriva Giuriolo, rimessa Verona. Maccacaro, Danzi. Recupera Vicenza, la rimessa in gioco. E va a segnare Renzo. Si vola sulla linea laterale, Maccacaro, sinistra, via, Berter, ed è proprio Cristian che va a segnare. È buono il passaggio per Vicentini, settima meta per Vicenza. Ricordo che state assistendo alla prima partita della Coppa Veneto di Rugby Carrozzina, organizzata da Mastini Camperani Verona. Renzo
Prosegue la tabellone dei 40 secondi. 20 secondi. 50. 10. E a 4 secondi dalla fine va a segnare Beppe Testa. Il suo punteggio di 13, Mastini Cagrandi Verona, 8 per H81. Inizia il secondo tempo, altri 8 minuti di gara. Danzi. E Beppe Testa trova Danzi un passaggio della porta segnale la meta numero 14 per Mastini Cagrandi Verona. Vicentini segna per Vicenza. Il blocco aiuto dei compagni per Beppe Testa che trova il buco per segnare. Sugge la palla a Daniele e rimessa per Danzi Verona. Rimessa a Vicenza, Giuriolo, passaggio perfetto per Parolin, 10ª meta. Il
Situazione di 16-10 per la squadra di Verona su Vicenza, 6 minuti da giocare il secondo tempo, segna il Mac. Non ci arriva Vicente il passaggio di Giuliolo, rimessa per Verona. Intercetta Vicenza con Parolin, va a segnare. Voleva fare per Daniele che tenta di fermare Paolo Macacaro. Per i compagni Giuliolo. Daniele, 13° punto per Vicenza. Mac ed è Paolo a segnare. L'ho visto anche con il peggiore. Vicenza al passaggio della metà campo, Vicentini aggancia e va a segnare. Il Mac, Danzi, sfugge la palla, coach time out, Verona. Si riparte con messa di Vicenza, 19-14 per Mastini Cangrani Verona.
Infrazione di 10 secondi senza palleggiare per il giocatore di Vicenza. Conquista la palla Verona. Il match. Beppe. Va a segnare Beppe. Il capitano. Passaggio centrale a Lucio che segna. Recupera Renzo, blocca il centrocampo, Lucio, passaggio lungo per Parolin, non segna. Ventuno a 15 conduce Verona. Lucio alla rimessa. Daniele chiude il triangolo con Lucio, oltrepassa la linea di metà campo. Nicola il capitano. Non è valida. Time out. Si riparte dopo il time out con Lucio Vicentini, maglia rossa numero 1. Sfugge la palla la squadra vicentina, recupera Verona. Va a segnare Beppe Testa.
recupera Mac, segna Paolo Macaccaro. Riparte Vicenza. Il Padrino. Siamo entrati nell'ultimo minuto di questo secondo tempo. (23 a 16, 43 secondi da giocare ancora). Il Mac, Paolo Macaccaro segna. Infrazione di 12 secondi, il tempo utile per la squadra in difesa da fondo campo per oltrepassare la linea di metà campo. Assistenza tecnica. Tutto a posto per Paolo Macaccaro. E va a segnare proprio Paolo Macaccaro. Il suo punteggio di 25, Marsinica Grandi Verona 16, H21 Fore Artez Vicenza, si va all'intervallo lungo. Tutto è pronto, termina l'intervallo lungo, si riparte. Terzo periodo di gioco. Segna Verona. punteggio di Verona su Vicenza.
rimessa a Vicenza con Giuriolo che riceve la palla, Vicentini, e va a segnare. Prima Berger, va a segnare Christian. Christian per Danzi, va Danzi. Arbitro, c'è un cambio per Verona. Esce Christian Briaper numero 2, con il numero 8 entra il Carogna, Stefano Paoli. Daniele per Vicenza segna. Il Mac per Danzi, il palleggio Beppe, il Mac Paolo Maccacaro si sblocca. Riparte Vicenza. Giuliolo. a 21 conduce Verona su Vicenza. Agguanta la palla Paolo.
Le lunghe leve di Macacaro. Segna Daniele. 8 punti dividono le due squadre. Danzi oltrepassa la linea di metà campo. Passaggio in rovesciata per Beppe Testa. Va a segnare. Vibrazione di 12 secondi di Nicola Giuriolo, rimessa per la squadra di Verona. Il Mac segna Beppe Testa. Giuriolo, passaggio in gancio per Vicentini. Lo scontro con Macacaro, però il passaggio c'è per il compagno 23. Grazie. Giuriolo. Grazie per giù tra le linee. Il Mac è bloccato da due avversari. Rincorre Stefano. Va Stefano. Viene bloccato da due giocatori della difesa vicentina. Due minuti al termine del terzo periodo, 34-24.
Giuliolo. Danzi. Beppe. Bloccato l'attacco di Beppe Testa che va a segnare. Siamo entrati nell'ultimo minuto di questo terzo periodo. Giuliolo lungo per Paolin. Lotta Nag. Giuliolo. Va a segnare il capitano di Vicenza. Ultimi 30 secondi di partita. Maccacaro. E a un secondo dalla fine del tempo regolamentare Maccacaro va a segnare la meta numero 36. Termina il terzo periodo, 36 a 26, conduce Verona. Vogliamo ricordare. Inizia l'ultimo periodo. E segna Paolin. Time out chiesto dai Marstini Club di Verona e il giocatore numero 5 Beppe Testa. Sono usciti per Verona Paolo Maccacaro, numero 9 e Stefano Paoli, numero 8, sono entrati il numero 12 Bejan Francis e il numero 2 Cristian Briabert. Rimessa a Vicenza. Va a segnare Giuliolo.
punti dividono le due squadre. Frazione di 12 secondi. Verona. Rimessa Verona. Benjamin segna. Nicola Perluccio schiude il triangolo, anzi no. Danzi. Tenta il bloccaggio per testa, non ce la fa Paluccio a segnare. Palla 2, palla contesa. La freccia indica Verona. Verona la rimessa, raccoglie Briaberter, gran passaggio e segna Danzi, assistenza tecnica.
Nel frattempo vi ricordiamo che all'esterno della palestra c'è il bar aperto con cappuccini, brioche, panini, bibite sotto la tettoia verde. Quindi durante l'intervallo fra le due partite potete andare a rifocillarvi al bar che c'è sotto la tettoia verde all'esterno della palestra. Segna Parolin. Sfugge al blocco di Parolin, slalom bloccato da Renzo, passaggio per Tanzi. Segna Giulio. Time out per questo numero 5, la pretessa dei Mastini Cangrandi. Lucio Vicentini e acconcia le distanze. 8 punti dividono le due squadre. Raccoglie il Giuliolo per Parolin. Ce l'ha fatta Parolin da rassegnare. Grande Davide. Bescian. Pallone di giro per Parolin. Va a segnare ancora 3 minuti e 10 secondi da giocare in questa partita. Poi durante l'intervallo potete uscire dalla palestra, c'è sotto la tettoia il bar con brioche, cappuccini, bibite. Ruba palla, Renzo per Parolin, bloccato. Pallone che esce.
che tocca la ruota ed esce, rimessa a Verona. Benjamin. Time out è chiesto dal numero 5 dei Mastini Cangrandi, Beppe Testa, 42-34, il punteggio conduce Verona su Vicenza. Ricordiamo che a seguire ci sarà per Verona sono usciti Cristian Briabetter e Benjamin Francis, sono rientrati Paolo Laccaro numero 9 e Stefano Paoli Ocarugna per Mastini Cangrandi. Paolina. Arpiona la palla con le lunghe leve, Paolo Caccaro sfugge al blocco della difesa vicentina, Beppe Testa raccoglie e va a segnare. Paolini. Coach time out. Vicenza. Entrato anche Michele Tebaldi per Mastini Cangrandi Verona. Time out chiesto dal numero 5 dei Mastini Cangrandi